Con tutto l'entusiasmo dei giovanissimi delle scuole è stato inaugurato il nuovo polo sportivo di Pieve del Grappa, totalmente rinnovato e normato secondo i parametri CONI con importanti contributi statali e regionali. Nuova pista di atletica, nuova tribuna, nuovo campo da calcio, nuovo punto osservativo per motocross e nuovissima illuminazione. Un punto di riferimento fondamentale per i giovani non solo del comune, ma dell'intera pedemontana trevigiana. Siamo riusciti appunto a realizzare questo intervento di quasi 3 milioni di euro, avendo la possibilità, grazie al credito sportivo di cui allora il ministro Abodi era presidente, di avere questo mutuo a tasso zero e poi un contributo che ci ha consentito di mettere anche tutte l'illuminazione per giocare in notturna. Presente il ministro Abodi, che ha ribadito la sua convinzione nell'importanza dello sport, condividendo, circondato dall'euforia dei ragazzini presenti, assieme a sindaci, assessori regionali e persino una medaglia d'oro olimpica come Gabriella Dorio, il giro lungo la nuovissima pista azzurra. La cosa più bella appunto è immedesimarsi e stare insieme e dimostrare che lo sport riesce un po' a raffreddare tutte le tensioni che la società ci offre e a volte ci costringe a dover subire, perché la cronaca la raccontate anche voi, quanto ci sia bisogno di socialità, di umanità, di semplicità. Abodi, tornato in Veneto dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, annuncia importanti progetti sportivi che riguardano la nostra regione. Ci sono tante cose da fare e le abbiamo fatte molte le dovremo ancora fare. Penso per esempio al velodromo di Spresiano, che è a pochi chilometri da qui, che sarà un elemento centrale del mondiale del ciclismo del 2031, ma penso allo stadio di Verona, penso ai palazzi del ghiaccio sui quali dovremo intervenire, penso al frutto del bando Sport e Periferie e Sport e Missione Comune. Credo che davvero un lavoro di squadra permetta di far vedere cosa la comunità assieme alle società sportive e anche i volontari e i tanti volontari che lavorano in questo possono davvero ricreare quello spirito di comunità. Una speranza per il futuro dei nostri ragazzi, che io dico sempre ai ragazzi: dovete sognare in grande, perché è la cosa che vi farà vivere meglio e diventare delle persone più sane.